l'ingegnere Pippo Di Mauro. Cari amici, un pensiero intanto ai dirigenti del nostro partito, che pure in mille difficoltà hanno consentito a questo movimento di andare avanti, di progredire e di restare nella scena politica contro tanti attacchi a volte assolutamente ingiustificati. Io credo che adesso bisogna aprire una nuova fase. Bisogna aprire una fase che deve avere come obiettivo, per tutte le cose che sono state dette fino a questo momento, un programma. Non dico una ideologia che oggi è fuori moda, ma certamente un programma di azione politica, di problemi che devono essere affrontati in maniera organica, che ci deve vedere un po' tutti impegnati e rappresentati in ogni livello istituzionale in cui siamo impegnati e interessati. Voglio dire che se vogliamo veramente che questa nostra terra, questa nostra Sicilia, sia in grado di competere con il resto del Paese, si deve dare delle regole di comportamento, si deve dare degli obiettivi che devono essere raggiunti. Non basta rivendicare ciò che siamo culturalmente e cose di questo tipo, dobbiamo impegnarci a risolvere i problemi della nostra comunità. E io credo che l'obiettivo fondamentale di questa assemblea, che mira a rivitalizzare la base, ma senza dubbio a riscoprire e riconfermare le ragioni ideologiche del nostro partito, sia molto pertinente e bisogna che vengano messi a punto. Certo, ce ne sono mille cose. La cosa che voglio sottolineare in questo momento, in questo mio breve intervento, magari lascerò agli atti un mio scritto un pochettino più completo, è il fatto che l'azione amministrativa deve essere coerente. Il partito deve riscoprire la centralità degli enti locali. Il partito deve riscoprire l'importanza che hanno gli amministratori locali e i sindaci in particolare, perché sono il presidio più vicino ai cittadini, sono il presidio più prossimo che è in grado di spiegare meglio le iniziative che noi vogliamo portare avanti. E alcuni esempi che si sono verificati recentemente, cito tutto: la questione dell'ATO, la questione del patto di stabilità, certamente non sono stati affrontate in maniera tale da mettere in condizione i nostri enti locali in maniera molto corretta. Allora, credo che importante è questo, avere una strategia di sviluppo soprattutto degli enti locali, che parta dagli enti locali e dagli amministratori locali, in maniera tale che gli uomini del nostro partito, a qualunque livello sono interessati e sono impegnati, abbiano una traccia di come comportarsi e di come andare avanti e di come affrontare il problema. Non è possibile, non è possibile che a Catania si facciano cose diverse di quell'altra. Allora io credo che sia questa la strada che deve essere intrapresa e deve essere portata avanti, perché attraverso questa strada può essere anche un viatico per selezionare la classe dirigente dei giovani, che può essere messa in condizione di confrontarsi con i problemi reali delle comunità locali. Grazie. Grazie.